God Save the Wine, benvenuto autunno o vendemmiaio, come si diceva ai tempi della rivoluzione francese, che è appunto il mese della vendemmia. Quindi andiamo a scoprire, qui abbiamo la famiglia Bacci con Castello di Bossi, Terra di Talamo, con Renieri, quindi abbiamo la Toscana che conta, la Maremma, Montalcino, Chianti Classico. Quindi se dobbiamo chiedere a qualcuno come sta andando la vendemmia, tra l'altro questo vermentino mi sa o è stato vendemmiato o ci siamo, come sta andando su 2020 così particolare? Beh, allora faccio un riepilogo perché raccontare zona per zona non è facile, però allora, a grandi linee la vendemmia è ottima anche quest'anno, c'è meno quantità ma una qualità molto buona. In Maremma ci siamo salvati con quella pioggia bellissima che c'è stata, erano decenni che non succedeva ai primi di settembre. Le vigne hanno ripreso polpa, l'uva ha ripreso polpa, le vigne hanno respirato, per cui è andata bene. In Chianti Classico abbiamo finito di vendemmiare questa settimana, per cui domenica, lunedì, per cui anche qua tutto molto bene, chiaramente rimane nella logica della quantità-qualità, e Montalcino invece è stata andata anche qua perfetta. Qua, proprio a Montalcino veramente perfetta, quindi un'altra grande vendemmia a Montalcino, che è un territorio sempre più sotto i riflettori. Comunque questo vermentino lascia il segno, no? È un bello sapido, fresco, Terra di Talamo, questo bellissimo golfo lì a Talamone, il vento sempre, quindi si può chiamare altro che vento. È andata bene quest'estate, no? Vermentino. E anche, ecco, un altro vino che sta spopolando è il Rosa. Com'è andato il Rosa quest'estate? Benissimo, siamo contenti di entrambi i vini, siamo rimasti senza. Quindi questa è la nota positiva in assoluto commercialmente parlando, per cui i vini quando finiscono vuol dire che è andato tutto molto bene e sta prendendo una bellissima piega. Sì, abbiamo la fortuna di avere un terreno che ci dà tantissima sapidità, essendo a 1,5 chilometri dal mare, di fronte a di rimpetto a Talamone sul golfo, per cui ci dà questo non è 95% Sangiovese e 5% Cabernet, per cui ha vi aspettate da un Rosa, piccantezza, freschezza, senza mai un tocco di pesantezza. Ecco, l'altra dicevi a Montalcino grande vendemmia, però è stata una grande vendemmia. Qui abbiamo il 18, che anche questa è stata un'annata molto interessante. Esatto. Sì, a Montalcino la 18 è stata un'annata, direi che anche qua segnata da un ottimo equilibrio, per cui siamo molto contenti. Poi un'altra cosa da sottolineare per noi è che nel 2014 è iniziata la conversione in biologico, il 2018, per cui esatto, questa è la prima annata su cui possiamo mettere Quindi allora parliamo di abbinamento, siamo in autunno, questo rosso Montalcino. Beh, allora, noi siamo in un territorio, chiaramente la Toscana, dove la cacciagione, la parte della selvaggina è quella che ci esprime al meglio anche il carattere dei nostri vini. Anche quella ci mangia le uve. Quindi. Anche quella ci mangia le uve, e che chiaramente un 10% è destinato a loro, noi sappiamo benissimo, esatto. Però ecco, io ci vedo benissimo un filetto di capriolo con una patata fritta, è la sua morte. Anche se siamo a Bicchiere Mozzarella Bar, capriolo credo non possa mancare, lo andremo a chiedere subito. Grazie mille. Grazie a te, Andrea. Sì, salute.